Stavano passando un pomeriggio insieme come erano soliti fare. C'erano diverse famiglie della comunità camerunense a Ponte San Nicolò per un picnic. Ieri pomeriggio, lungo l'argine del Roncaiette, intorno alle 18 la tragedia. Una bambina di 3 anni, lì con i genitori, si allontana dal gruppo e scivola nel canale. Pochi istanti, il tempo di accorgersi che la piccola non c'è più. Iniziano le disperate ricerche della mamma e del papà. La bambina viene individuata in acqua e tratta a riva, non respira. Arriva l'ambulanza, arrivano i carabinieri della compagnia di Piove di Sacco. I sanitari si danno subito da fare, cercano di rianimarla sul posto, poi provano la disperata corsa al pronto soccorso pediatrico. Non c'è niente da fare, la piccola arriva in ospedale in fin di vita, non riesce a sopravvivere. Disperati i genitori. La famiglia vive a Padova, il papà è un professionista stimato e conosciuto. Tra i primi a essere informati della tragedia è il sindaco di Ponte San Nicolò, Gabriele De Boni. Conosciamo alcune delle famiglie, sono persone perfettamente integrate e stimati professionisti, le sue prime parole. Sappiamo che hanno scelto Ponte San Nicolò come luogo di ritrovo perché vivono lo spirito di accoglienza e rispetto della nostra comunità. In questo senso non posso che esprimere il nostro cordoglio e condividere la profonda tristezza che questa tragedia ci lascia. Sulla morte della bambina indagano i carabinieri che dovranno ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.